Che so i ciucciottola? Questa è un'altra cosa molto nostra, tipica. Però lei ce la racconta meglio di me, sicuramente. Che so sti cose? Come si fa? Sono i granoni, i granadini. Allora si cuociono, si mettono a bagno, poi si caccia, si mettono una quota, chi li piace. Che i granadini, meglio individuabili come Gran Turco, sono una cosa un po' diversa dal mais, perché noi tutti siamo abituati a pensare al mais come... No, sono una cosa un po' diversa, perché il mais, diciamo così, è un'evoluzione dei granadini. E tant'è che attualmente non c'è una varietà di mais che sia riproducibile, nel senso che il mais attuale sono tutti ibridi che sfruttano il cosiddetto lussureggiamento di seconda generazione, nel senso che sono frutti di due papà e mamma e solo alla prima generazione riescono a essere così fruttuosi, mentre questi qua producevano poco, questi granuli, tanto lavoro, avevano bisogno però di poca acqua, tanta zappa e poi a novembre questo era il piatto della tradizione dei morti. Allora facciamo, li mettiamo in bagnola, li mettiamo a bagno, li portiamo al forno. Chi vuole più zucchero e chi vuole Li più portiamo al forno e si cuocevano al forno. La mattina c'hai la uzzamma e io mi pigliavo a vedere al forno. Allora, la caccavotta e ci mettevano una quota e quella era la colazione. Era il dolce dei morti che portavano i morti. E questo, diceva mia figlia, diceva mi ha mangiato questo, ma tu vuoi Faglielo assaggiare prima, così. Va bene, uno che non l'ha mai mangiato. Diceva, È un po', perché quello poi è troppo dolciastro. ma ci vuoi dare un po' da pane? Dopo dei ciucciuti, qui è l'antipasto. Faccio io da capo, non vi preoccupate. fate voi. A voi l'odore... Già da quando si cuociono si sente quell'odore. Metti una di pollo, Ma... Perché assaggiate. Allora...